Nel tentativo di conquistare la poltrona di sindaco di Bassano, il centrodestra, con il vento leghista in poppa, sembra avere un solo grande avversario, ossia di non fare fronte comune o di farlo soltanto a favore di telecamere con i coltelli a volare nei corridoi. E nell'insolito ruolo di pontiere compare Amo il Veneto di Elena Donazzan. Io voglio proprio tentare di rimettere insieme tutte le anime del centrodestra e anche allargare quello che consideriamo tradizionalmente il centrodestra, perché Bassano ha bisogno, e ce lo chiedono i cittadini, di cambiamento, e questo cambiamento lo possiamo incarnare vincendo tutti insieme. Sia a destra che a sinistra hanno tutti slalomeggiato abilmente per evitare le primarie. Io sono sempre stata una grande sostenitrice delle primarie. Le primarie servono per non far litigare i gruppi della stessa coalizione e per far emergere la figura di candidato a sindaco, quella che magari raccoglie più consenso perché è più nota, più simpatica, insomma è la gente che decide. Se nel centrodestra non mancano i bisbigli dei corridoi per nulla felpati, il PD bassanese, orfano dell'effetto sindaco, visto che Poletto insiste nel non candidarsi, sembra cercare la soluzione più di compromesso con vista al centro, privilegiando la navigazione a vista a una rotta coraggiosa e alla barra del timone dritta, tanto che abbiamo cercato di chiedere un consiglio politico a un loro avversario. Dio un consiglio al centro-sinistra, che chiede sicuramente un consiglio alla Donazzan per uscirne da vincente per le prossime elezioni. Spin doctor del centro-sinistra non sono credibile, però che non si ricandidi un sindaco uscente è un po' un'anomalia, e tutto il resto ovviamente è l'affermazione che si è fatto non bene, ecco, e quindi sembra quasi una resa. Forse il minor danno è il consiglio che posso dare al PD.